Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nel corso di questa nostra fase dell'informazione avremo collegamenti, vi racconteremo che cosa sta accadendo a Padova, Vicenza, ma anche a Venezia, dove in Consiglio regionale ci si prepara per la nomina di 3 grandi elettori che contribuiranno all'elezione del Presidente della Repubblica fra pochi giorni. I rappresentanti del Veneto saranno 3, ma ce ne parlerà fra poco il nostro Filippo Fois, che dovremo riuscire a contattare a breve per avere un collegamento proprio da Palazzo Ferrofini, dove si svolgerà questa importante scelta dei nomi che andranno poi a votare il successore di Mattarella. Questo lo vediamo poi. Il tema del giorno è come sempre il coronavirus in una fase davvero complicatissima dell'emergenza. Sono molte le positività riscontrate con gli ultimi tamponi, sono davvero tante, sono più di 20.000, ma le vediamo fra poco. Facciamo prima di tutto un riassunto, giusto per capire di cosa stiamo parlando, il riassunto delle puntate precedenti. Ieri è ripartita la scuola che portava molti dubbi, molte perplessità per quello che può succedere con la presenza di un caso, di 2 casi, di più casi, con l'attivazione della DAD per molte classi. La media degli studenti che sono rimasti a casa più o meno oscilla dall'8-10 fino addirittura al 20% in alcune scuole. I timori sono adesso quelli della creazione di focolai nelle scuole. Naturalmente Draghi ha detto nella conferenza stampa di ieri che la scuola non chiuderà più, come non chiuderà più nessun'altra attività. Si andrà avanti quindi con mini interventi contingenti, studenti a casa, eventuale attivazione della DAD, pressione sempre maggiore per la vaccinazione, utilizzo del Super Green Pass, insomma tutto quello che abbiamo visto finora. Però facciamo questo riassunto, vediamo che cosa ha detto l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin su questo inizio di settimana così particolare. Sono state destinate delle unità mobili da parte dell'esercito per lo screening nelle scuole, che quindi potranno anche questi andarci ad aiutare in quei contesti dove sappiamo poi c'è un intasamento un po' più importante. Scenderà in campo anche l'esercito per garantire il tracciamento nelle scuole del Veneto, dove oggi sono rientrati in classe tra dubbi e polemiche quasi 600.000 studenti. Regione e commissario Figliuolo hanno quantificato le risorse a disposizione. Noi avevamo la previsione di 1 unità per azienda sanitaria, quindi vuol dire per il Veneto 9 unità che sono formate oggi da un dottore e da 2 infermieri. Molto di più potranno fare le farmacie, ora abilitate anche per lo screening scolastico, novità saliente degli ultimi provvedimenti. La previsione inserita nel decreto, che non era prevista prima, che quindi le farmacie potranno effettivamente effettuare anche questo screening di autosorveglianza, ci va ad aiutare, perché potrebbe essere che poi la classe individui la farmacia del paese, si mettono d'accordo in una sera, appunto in un'ora della serata, per portare tutti i bambini a fare lo screening. Esercito e farmacie sono quindi una prima risposta, con il presidente Zaia che continua però a chiedere una risposta univoca al CTS sul nesso tra rientro in aula e curva epidemica. Un dato è ormai evidente. Dobbiamo essere molto onesti, che con numeri come quelli che stiamo vedendo oggi è veramente impossibile pensare al tracciamento, al contact tracing, a fare le telefonate, a chiamare, ad avere il tampone in tempo reale, cioè è automaticamente e umanamente impossibile. Intanto il contagio sale, proporzionalmente meno i ricoveri, anche se i decessi nelle 24 ore causa Covid sono stati 23. 215 posti letto occupati in terapia intensiva, quasi 1.600 in area non critica. In termini di colorazione, questa è la prospettiva. Secondo me rimarremo gialli anche tutta la settimana prossima. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni, con il superamento nel weekend della cifra monster di 9,5 milioni di somministrazioni in Veneto, con lo stesso Figliuolo che ha annunciato vaccini anche di notte, visto l'obbligo per gli over 50. Nessuna preclusione per la regione, ma resta il nodo di sempre. Se serve, è chiaro che noi abbiamo aperto anche per il passato i centri vaccinali fino alle 24, alle 23, quindi se serve noi siamo pronti. Anche qui però ricordiamoci che c'è sempre un problema legato al personale.
Allora, l'assessore Lanzarin, l'avete sentito, ha parlato della quasi certa permanenza in zona gialla del Veneto. Sappiamo che dei vari parametri, i parametri principali per il passaggio di fascia sono tre: sono il numero dei contagi, quindi la diffusione del virus, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva e il numero di persone in area non critica. Terapia intensiva e contagi, dai dati che abbiamo già visto, sono naturalmente già sforati. Resta l'occupazione dell'area non critica, che al momento consente al Veneto di restare in zona gialla. Allora, questo era quello che ha detto l'assessore Lanzarin. Vediamo adesso come è andata con la riapertura delle scuole. Vediamo per esempio a Padova con un appello anche da parte di una preside. Allora io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare un appello a tutte le famiglie. Guardo proprio nella telecamera, vi prego, cerchiamo di limitare in questo periodo di quarta ondata, di picco, ecco, se così si può dire, tutto quello che è superfluo, festeggiamenti, visite, pigiama party, perché poi dopo ricade inevitabilmente sulla scuola. A scuola le regole sono rispettate, stiamo attenti a tutto, abbiamo dei protocolli molto rigidi che rispettiamo, insomma i genitori ne sono a conoscenza, però se poi vanifichiamo tutto con delle leggerezze, consentitemi il termine, quindi organizzando feste e festicciole, dopo inevitabilmente succede che a scuola i contagi aumentano e quindi siamo costretti poi alla DAD. Assenze al 20% nel primo lunedì dopo le feste di Natale nelle scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Vivaldi di Via Chieti al Basso Isonzo. 4 primarie e 2 secondarie frequentate da 1180 alunni e nelle quali lavorano circa 200 adulti tra docenti e personale ATA. Le assenze nel 9° Istituto Comprensivo, dice la dirigente, sono in linea con le previsioni. Il suo appello è accorato e guarda anche al territorio. Io so che il SISP è in affanno e come possiamo giudicare male il SISP? Cioè sono oberati di tamponi, di situazioni insomma al limite. I genitori facciano la loro parte fuori dalla scuola, ricorda la Ferrara, perché i loro ragazzi qui dentro sono al sicuro, per non dover ricorrere alla DAD. I dirigenti non sono a favore della DAD, vorrei chiarire anche questo, però noi facciamo la nostra parte, chiedo ai genitori di fare anche lo stesso, insomma, per quanto concerne loro. Continuiamo questo rapido giro, questa rapida carrellata fra le scuole delle province del Veneto per capire com'è andata, come sta andando. Naturalmente i nostri giornalisti se ne stanno occupando proprio in questo momento. Nei telegiornali di questa sera delle nostre emittenti avremo un aggiornamento, anzi proprio al volo da quello che ci dicono i nostri colleghi. Anche oggi siamo al 10% di studenti assenti causa Covid e circa il 10% per altri motivi, magari influenze, impegni o altre situazioni. Quindi il totale è di un 20% in media, è una cifra piuttosto alta, ma se contiamo che al Covid si sommano le influenze stagionali e altre situazioni che le famiglie possono avere, insomma è comprensibile questo dato. Allora, da Padova passiamo a Vicenza, vediamo come è andata nell'area berica. Sulla frontiera del futuro c'è un prima e c'è un dopo questo 10 gennaio 2022. Oggi scattano le nuove disposizioni del governo per combattere la pandemia e in prima linea ci sono le scuole alla ripresa delle lezioni. In Veneto, tra mancate vaccinazioni, positività e quarantene, un quarto tra studenti e insegnanti è rimasto a casa. Il presidente regionale Luca Zaia invoca il parere del comitato tecnico scientifico perché con 800.000 persone confinate in aula per ore non è molto remoto il rischio che vi sia una crescita dei contagi, ma per capire che aria tira bisogna entrare nelle scuole. A Vicenza è l'Istituto Tecnico Commerciale Fusinieri ad aprirci le porte. Le classi oggi erano tutte presenti, alcune al completo, in altre abbiamo registrato un certo numero di assenti. Nei prossimi giorni ovviamente verificheremo in base alle loro giustificazioni le motivazioni. Circa il 4-5% dei ragazzi assenti sono stati da oggi in didattica a distanza.
Oggi il governo ha imposto il ritorno a scuola in presenza, puntando tutto sul testing e l'autosorveglianza prima di far scattare la DAD. Nelle scuole dell'infanzia, attività sospese per 10 giorni già con un solo caso di positività. Alle elementari con 2 contagiati. Alle medie e alle superiori con 2 positivi scatta la didattica a distanza solo per i non vaccinati. Con 3 casi va in DAD tutta la classe. E la norma è chiara, però poi le modalità applicative sono più complesse e siamo in attesa di ricevere indicazioni precise e sicuramente arriveranno. Insomma, nei prossimi giorni la situazione sarà più difficile. Le scuole dovranno verificare le eventuali positività nelle classi e applicare le nuove disposizioni. E in base al numero poi delle reali positività all'interno di una singola classe, 1, 2 o 3, si agirà di conseguenza secondo la norma appena varata e secondo le disposizioni che sicuramente arriveranno nei prossimi giorni. Quindi una bella sfida. Una bella sfida, sì, sicuramente, però la scuola è pronta a sostenere i ragazzi e le famiglie in questa lotta. Sul fatto che sia una bella sfida non ci piove decisamente, lo stiamo scoprendo anche noi in queste ore, lo stanno scoprendo i nostri giornalisti che si trovano davanti a situazioni davvero molto variegate, molto diverse. Ci sono scuole nelle quali tutto sta filando liscio, scuole che invece hanno già attivato la DAD e quello che spaventa un po' di più in questo momento è la possibilità della nascita di focolai incontrollati. Naturalmente ve lo racconteremo nei nostri telegiornali. Adesso però noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo vedendo com'è andata con la riapertura delle scuole. Centinaia di migliaia di studenti sono tornati ieri in classe. La prima campanella ha portato qualche timore, tante perplessità, qualche ruggine in un sistema che deve naturalmente prendere l'abbrivio. Sono cambiate molte cose, però per il momento possiamo dire che la DAD è davvero DAD, didattica a distanza, è davvero ridotta al minimo. Adesso mettiamo da parte per qualche minuto il tema scolastico e andiamo in collegamento a Padova, dove c'è Guido Barbato che con Federico Cibotto è per rivedere il municipio di Padova alle sue spalle per un primo aggiornamento sulle notizie padovane. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Non vi dispiacerà se cambieremo un po' argomento, perché ieri pomeriggio sapete che Padova ha ricevuto la visita della ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, che è venuta a presentare ai sindaci del Veneto al Teatro Verdi e il PNRR, il famoso piano nazionale per la resistenza e la resilienza, questi massicci fondi europei che insomma sembrano essere in portafoglio del governo e quindi destinati, ha raccontato quant'è la quota destinata al Veneto, ovvero 877 milioni di euro. Noi abbiamo preparato poco fa anche un servizio su questo avvenimento molto importante. Non so se tu ce l'hai a portata di mano, se no faccio sintesi io rapidamente. Allora Guido, facciamo così, il servizio sul PNRR presentato dalla Ministra lo vediamo poi dopo il collegamento, perché così chiudiamo intanto la fase destinata al Covid. Abbiamo una pagina corposa relativa ai fondi destinati ai comuni, siccome è un tema anche un po' scottante che sta facendo saltare la mosca al naso a parecchi sindaci e a tanti amministratori. Apriamo una pagina destinata a questa fase poi, però secondo me se tu annunci, se tu fai un po' di sintesi su quello che è stato detto ai nostri telespettatori può assolutamente interessare. Rapidamente vi dirò che la Ministra ha in sostanza lodato la tempestività del Comune di Padova, che ha presentato per tempo i suoi progetti, quindi proprio restando in tema, nel tema che molti sindaci hanno storto il naso per i molti soldi destinati al Sud. E poi c'è stata anche la spiegazione della Ministra, la sentirete nel nostro servizio, ma insomma si è creato anche un po' questo fatto che una Ministra di centrodestra ha lodato in periodo prossimo alla campagna elettorale padovana, per le comunali di Padova, l'operato della Giunta Giordani, che ha richiesto per tempo dei fondi
Questo ha fatto storcere un po' il naso a Roberto Marcato, sapete, insomma, assessore regionale, che sui social, ma non solo, ha detto forse se si poteva un po' sorvolare su questa capacità di Padova, proprio che siamo in un periodo in cui fra poco forse conosceremo chi sarà anche il candidato del centrodestra per la poltrona di primo cittadino qui appunto a Palazzo Moroni, dove ci troviamo. Vabbè, chiusa la parentesi un po' di questi battibecchi legati alla politica, e poi vi ascolterete il servizio. Vi volevo raccontare invece di un'emergenza che viene lanciata in queste ore dalla Coldiretti per una porzione del territorio padovano, quella della zona del Montagnanese, dove sapete si produce anche un pregiato prosciutto crudo che fa riferimento come zona di produzione alla Montagnanese, alla Bassa Padovana e alla zona dei Colli Iberici, perché giustamente la Coldiretti dice: attenzione, c'è questo problema della peste suina che è arrivata in Italia, non è ancora arrivata in Veneto, ma molti trasmettitori, molti trasportatori della peste suina sono i cinghiali, ai noi. E perciò l'allarme della Coldiretti è questo, che potrebbero arrivare agli allevamenti suini del Padovano attraverso i cinghiali, potrebbe arrivare questa peste suina. Non si trasmette all'uomo, altra precisazione piuttosto importante. Per cui la Coldiretti, attraverso sia il presidente padovano Bressan che il presidente nazionale Prandini, dice forse è stata l'ennesima riprova di una programmazione forse un po' carente sul tema dell'eccesso di presenza dei cinghiali nella zona dei Colli Euganei, come è noto, ma anche in alcune zone appunto del Montagnanese, delle Stense. Guido, vedremo come andrà a finire. Ti interrompo solo per ricordare che nella zona di cui stai parlando, ovvero parte della Bassa Padovana, c'è una concentrazione anche di allevamenti avicoli fra le più importanti addirittura d'Europa, ed è un'area che sta facendo i conti anche con la paura, con i timori di una diffusione incontrollata dell'influenza aviaria. Quindi oltre a quella che è la pandemia che riguarda gli esseri umani, ci sono ricadute pesantissime, più che sanitarie, parliamo in questo momento economiche, per quanto riguarda le epidemie legate agli animali, al mondo agricolo. Quindi non certo un bel periodo per una parte importante del comparto agricolo della provincia di Padova, ma del Veneto in generale. Guido, siamo in chiusura di collegamento perché abbiamo altre notizie al volo da dare, poi magari ci risentiamo con Padova perché sappiamo che ci sono conferenze stampa importanti in ballo. Avete già cronaca in saccoccia? No, veramente al momento no, di cronaca nera, incrociando le dita, insomma, anche per augurarci sempre di stare tutti bene e in buona salute, al momento no, però appena ne abbiamo vi aggiorneremo senz'altro. Guido, grazie di questo collegamento, buon lavoro, ci sentiamo poi. Noi torniamo in studio per continuare la carrellata di informazioni sull'inizio della scuola. Eravamo andati a vedere Padova e Vicenza, vediamo com'è andata nel veneziano. Scuole riaperte tra le polemiche a Venezia, con stilettate, botte e risposta a distanza tra sindacati e comune. Nel mirino dell'organizzazione della funzione pubblica, la ripresa delle elezioni alle comunali, con la carenza di personale aggravata, dicono, dalle previste sospensioni per chi non ha adempiuto all'obbligo della vaccinazione. È una situazione difficilissima per tutti, ma da qui a dire che da parte del Comune di Venezia non ci sia stato alcun impegno lo trovo davvero poco onesto, quando solo l'anno scorso abbiamo speso più di 2 milioni di euro in supplenze dettate da maggiori oneri organizzativi Covid. Impegno questo che per CGIL e UIL non sarebbe sufficiente. Annunciano da qui ai prossimi giorni pacchetti di ore di sciopero da parte delle singole educatrici, lasciate sole, dicono, anche con 12-13 bambini da gestire per periodi prolungati, e a cui si aggiunge la carenza perenne di personale AMES. Ma l'assessore di reparto non ci sta e replica con cifre alla mano.
e solo venerdì scorso abbiamo sottoscritto oltre una ventina di incarichi per poter riaprire in sicurezza le scuole oggi, senza sorprese che potenzialmente potevano esserci anche a fronte di personale mancante che per propria legittima scelta oggi non è temporaneamente in servizio. Minacciare scioperi significa mettere in ginocchio il sistema famiglie già ripetutamente messa a dura prova dal virus. Il commento piccato dell'assessore Besio. Quando come comune non abbiamo mai avuto preclusioni sulla spesa per un ulteriore personale, lo trovo moralmente poco edificante. Allora, questa è la prima parte del ritorno in classe, qualche polemica l'abbiamo sentito e andiamo nel Trevigiano, cominciamo a parlare sia del ritorno in classe ma anche del modo in cui gli studenti tornano in classe, perché se i più piccoli, lo sappiamo, vengono portati dai genitori, dai nonni o c'è lo scuolabus, insomma per i più grandi che magari studiano a qualche chilometro o a decine di chilometri di distanza da casa, c'è anche tutto un sistema con il trasporto pubblico che ha visto cambiare le regole con anche capriole normative dell'ultimo minuto. Vediamo com'è andata nella Marca trevigiana. Abbiamo pensato di usare anche il buonsenso. Buonsenso vuol dire cercare di capire come comportarci con i ragazzi e quindi fare un controllo che sia informativo e preventivo e non assolutamente repressivo. Alla fine la linea è stata quella di non chiedere agli studenti trevigiani il Super Green Pass, ma solo la certificazione verde base, comprensiva, cioè anche di tampone. D'accordo con la prefettura e come anticipato dal nostro telegiornale, si è optato per un'interpretazione estensiva dell'ultima ordinanza del Ministero della Salute, che in zona Cesarini domenica mattina ha concesso una deroga fino al 10 febbraio al trasporto scolastico dedicato. Espressione di per sé ambigua, ma nella quale per l'appunto si è deciso di inserire anche il trasporto pubblico locale, non solo scuolabus ma pure bus di linea. Risolto il nodo che tanto preoccupava molte famiglie della Marca, resta però il problema organizzativo relativo al personale. Questa la contabilità di giornata. Mi mancano 70 autisti su 475. Diciamo che una trentina sono quelli gli irriducibili, che ovviamente non si fanno nemmeno il tampone, e un gran numero, oltre 40, sono quelli che sono in malattia, ma tanti sono in quarantena e quindi c'è anche questa aggravante. Poi abbiamo un certo numero di persone che sono in permesso. Fortunatamente Sempremom conferma che dalla prossima settimana ci saranno nuovi autisti in servizio dopo il concorso svolto nelle scorse settimane. Serve a questo punto, ribadisce Coladon, accelerare per un obbligo vaccinale generalizzato per gli autisti indipendentemente dall'età. L'assurdo è che se io monto per 10 minuti in autobus come utente ho l'obbligo del rafforzato, mentre chi resta 6 ore a guidare in mezzo e ha 49 anni può avere quello base. Lei capisce che questo è un controsenso? Come vi dicevamo poco fa, sono arrivati ufficialmente i dati dell'emergenza Covid in Veneto e un dato su tutti è quello delle nuove positività che supera le 20.000 unità. Li vediamo assieme subito dopo la pausa pubblicitaria, perché adesso facciamo un breve break. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e l'informazione più importante in questo momento è quella che ci è appena arrivata in redazione, ovvero i dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo assieme con la regia di Fabio Verin perché sono drammatici, è l'unica parola che viene in mente. 21.504 nuovi casi nelle ultime ore, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus a quasi 800.000 veneti che sono risultati positivi in questi mesi di pandemia. Il numero di veneti attualmente positivi è davvero alto, sono 205.699 le persone positive, quelle ufficialmente positive, perché sappiamo che nelle maglie del tracciamento e dei tamponi
qualcosa scappa sempre, ma il dato ufficiale è di oltre 200.000 persone positive in questo momento, un quarto praticamente di tutta la positività del Veneto dall'inizio dell'epidemia è concentrata in questa fase esplosiva, possiamo dire, in cui la variante Omicron sta dilagando ovunque. Sono 12.612 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Questi i dati relativi al contagio, alla diffusione del Covid. Sappiamo però che questa variante Omicron, che è ritenuta, bisogna un po' pesare le parole qua, meno invasiva per quanto concerne la parte sanitaria, la parte della salute umana, sta creando disagi non del tutto ridotti, perché non è giusto, però insomma minori rispetto alla fase in cui il Covid colpiva soprattutto la parte polmonare, portando tante persone in terapia intensiva. Infatti vediamo gli ospedali, li vediamo assieme, sono 1.680 le persone ricoverate in area non critica, di cui 1.504 che sono ancora positive, 176 che si sono negativizzate. Ricordiamo che il dato dell'area non critica è il più atteso in questi giorni, perché è quello del trio che può far passare in zona arancione in Veneto, è quello che resta ancora come parametro da zona gialla, perché effettivamente il fatto che ci siano 215 terapie intensive occupate, di cui 202 con persone ancora positive e 13 negativizzate, sostanzialmente non è più da zona gialla ormai da qualche giorno. Ci sono meno di 2.000 persone ricoverate in ospedale. Vediamo le differenze con i giorni scorsi: sono 67 le persone in più, ovvero il bilancio è positivo di 67 unità per quanto riguarda l'area non critica, il bilancio è positivo di una sola unità per quanto riguarda la terapia intensiva, quindi questo vuol dire che sotto il profilo delle cure mediche la variante Omicron è decisamente meno invasiva di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, soprattutto l'anno scorso. C'è da fare i conti però anche con un numero altissimo di morti. Sono 25 i decessi riscontrati negli ospedali del Veneto nelle ultime ore, anche questo è un dato molto alto, quindi grande diffusione del virus, molti morti, sanità che in questo momento regge l'urto della spallata. Nel corso della giornata di sicuro riusciremo a intercettare il presidente Luca Zaia o l'assessore Lanzarin per capire questi dati come possono essere letti, con l'esplosione, altri 21.000 casi, 25 decessi, ma un numero se non contenuto comunque ridotto rispetto a quello che si pensava negli ospedali. Questa era la prima tabella. L'altra tabella, l'altra faccia della medaglia, come si suol dire, è quella dei vaccini. Andiamo a vedere come sono andate le vaccinazioni nelle scorse ore. Questi sono i dati che riguardano la giornata di ieri. Allora, sono state somministrate 50.000 dosi, di cui 3.628 prime dosi, anche qui continua a essere sostenuto il numero delle prime dosi, 4.031 cicli completati, cominciano ad arrivare le seconde dosi per chi ha fatto la prima da poco tempo, e tiene comunque sempre in alto la media il numero delle addizionali booster, la terza dose, che sta riguardando la gran parte della popolazione. Il Veneto ha somministrato il 100% delle dosi fornite, anzi si va un po' oltre, perché naturalmente poi nel frattempo il magazzino è stato rimpolpato, come si usa dire. Andiamo a vedere adesso assieme il numero dei veneti vaccinati rispetto alla popolazione totale. L'80% dei veneti sul complessivo dei residenti alla prima dose, il 77,8% alla seconda dose, il 42,2% ha il booster. In realtà è molto più importante questa come tabella, perché ci fa capire la situazione della campagna vaccinale rispetto al numero di veneti vaccinabili. Quindi quasi il 90%, siamo all'87,7% dei veneti hanno la prima dose, l'86,1% alla seconda dose, con percentuali altissime per gli over 80 che sono al 100% nella prima dose, 99,3% nella seconda. Il 46,8% dei veneti, potete vedere il dato qui, ha già la terza dose. Ci avviciniamo quindi
al fatto che un veneto su 2 abbiano già la dose booster. L'81,5% degli over 80 è già coperto, il 74,2% delle persone fra 70 e 79 anni, sono le fasce un po' più a rischio, sono coperti. Per quanto riguarda i giovani, da qualche giorno viene messa anche l'informazione sulla campagna vaccinale per i piccoli fra i 5 e gli 11 anni. Il 20,4% ha almeno la prima dose, un quinto dei piccoli del Veneto sono stati vaccinati, il 2,3% ha il ciclo completo, le prenotazioni sono già in corsa perché il 24,4% ha una dose oppure è già prenotato. Ultima informazione, la vediamo assieme, i grafici, perché ci fanno vedere come stia tenendo questa fase della campagna. Vedete quanto in alto è questa curva rossa, che vuol dire dose booster, che tiene su i dati, come dicevamo. Siamo a livello di giugno-luglio, quando la campagna vaccinale stava correndo moltissimo, quindi dopo la fiacca di ottobre e novembre la corsa sta riprendendo, e queste sono buone notizie per la copertura sempre più importante della popolazione. Allora, adesso andiamo a vedere un altro servizio prima di collegarci con la nostra redazione di Vicenza e con quella di Venezia per le novità che riguardano la scelta di grandi elettori che porteranno i voti del Veneto per il prossimo Presidente della Repubblica. Torniamo a parlare di Green Pass, di scuole, di trasporti, per vedere che cos'è successo in provincia di Vicenza. Green Pass per controllare se potete salire. Quella mascherina non può salire. Serve anche una mascherina FFP2 da oggi per salire sui mezzi di trasporto pubblici, aerei, treni, traghetti e appunto pullman, oltre al possesso del Super Green Pass che solo gli studenti possono derogare negli scuolabus. Per tutti gli altri, secondo il decreto del governo, da oggi vale la doppia disposizione. Alla stazione SVT sono scattati i controlli da parte degli steward coadiuvati dalle forze dell'ordine. Una misura attesa che ha trovato solo pochi impreparati. Su quasi 700 controlli effettuati sono stati circa il 3% gli irregolari. In questa prima giornata l'azienda ha stimato anche una leggera flessione del numero abituale di passeggeri, dovuto probabilmente a chi ha preferito muoversi autonomamente. Cosa ne pensa di questo provvedimento? È normale anche di avere queste cose, perché veramente abbastanza grave che succede. Sulla mascherina c'è l'obbligo della FFP2, giusto? Sì, giusto. Sapevo che veniva richiesto il Super Green Pass. Non è una novità? No. La mascherina di provvisto? Sì, infatti ho il cambio nello zaino perché a scuola ho cambiato mascherina, ho messo quella chirurgica. Protegge di più la mascherina FFP2 rispetto alla chirurgica, e visto che nei trasporti c'è molta più gente e siamo molto più attaccati, è meglio, perché ci protegge. Si sente più sicuro lei? Certo, mi sento più sicuro, poi ci siamo attrezzati in tempo, per cui tutto a posto. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché al ritorno saremo collegati con Palazzo Ferrofini per capire chi andrà a rappresentare, se così si può dire, il Veneto nell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. State con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Abbiamo visto finora il ritorno in classe degli studenti, una scuola che teme la DAD e teme la ripartenza di focolai. Lo vedremo anche nelle prossime ore, lo racconteremo nei nostri telegiornali. Adesso cambiamo decisamente argomento perché ci spostiamo a Venezia, Canal Grande, Palazzo Ferrofini, dove si sta per svolgere la nomina, l'elezione dei grandi elettori che andranno a rappresentare il Veneto quando si andrà a scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. Ne parliamo con il nostro Filippo Fois, che è in buona compagnia del Leone di San Marco. Buongiorno Filippo.
Certo, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. L'inizio dei lavori del Consiglio regionale è previsto per le 13:30, noi stiamo assistendo al lento affluire dei consiglieri regionali. L'elezione dei cosiddetti grandi elettori è il primo punto all'ordine del giorno dopo le interrogazioni di un Consiglio regionale che poi proseguirà nel corso del pomeriggio anche su altre tematiche, però chiaramente vista l'importanza dell'avvenimento gli occhi sono proprio puntati su questa prima votazione che sarà a scrutinio segreto. Come sapete, ma vale la pena di ricordarlo, il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, vale a dire tutti i senatori e tutti i deputati, con in più i rappresentanti delle regioni. Sono 3 rappresentanti per regione che vengono votati dai consigli regionali. Per quello che riguarda il Veneto, chiaramente bisognerà assistere alla votazione, ma tutto fa pensare che sicuramente uno dei 3 gradi elettori sarà il Presidente della Regione Luca Zaia, il secondo dovrebbe essere il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Uso il condizionale per prudenza, ma anche perché prima abbiamo incrociato Ciambetti qua nei corridoi del Consiglio regionale, lui stesso dice vabbè, insomma, prima deve esprimersi il Consiglio, per cui aspettiamo l'ufficialità della votazione. Il terzo grande elettore del Veneto invece è un esponente delle opposizioni e dovrebbe essere, anche qua usiamo il condizionale, il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai. Ferdinando. Filippo, che aria tira da quelle parti su queste scelte? Sappiamo che le trattative anche a livello nazionale per il nome del nuovo Presidente della Repubblica sono veramente complesse e in questo momento anche un po' insondabili, però insomma per quanto possa valere il voto del Veneto, però vale. C'è qualche preferenza? Sì, sono molto complesse, Ferdinando, e anche per certi versi anche sotto traccia, per cui da questo punto di vista ancora le bocche sono cucite. Ne parlavamo adesso proprio con alcuni consiglieri, perché in fondo l'unica candidatura che è stata messa sul piatto in maniera esplicita è quella di Silvio Berlusconi. Poi però sappiamo che nessun gruppo ha la maggioranza per poter eleggere il Presidente della Repubblica, se non altro al primo scrutinio, perché ricordiamo che la maggioranza deve essere dei 2/3 dei votanti per le prime 2 votazioni, poi è la maggioranza semplice, vale a dire il 50% più 1. Per cui tutti dicevano ma forse i veri candidati, insomma, come sempre è successo, inizieranno a uscire mano a mano che si va avanti nelle votazioni, e molti dicevano beh, sicuramente non lo si eleggerà alla prima votazione questo Presidente della Repubblica, come generalmente poi avviene, cioè nella storia della nostra Repubblica ci sono state votazioni che sono proseguite addirittura per settimane, non in tempi recenti, però insomma bisogna trovare un accordo il più possibile condiviso tra le forze politiche, proprio perché il Presidente della Repubblica è una figura istituzionale proprio che rappresenta l'unità nazionale, come recita anche la nostra Costituzione. Certo è che qua, quando si chiede che profilo dovrebbe avere il nuovo Presidente della Repubblica, una delle risposte più frequenti è che dovrebbe essere un Presidente che ha a cuore l'autonomia del Veneto e quindi tutti quei processi a favore del decentramento verso le regioni e delle attività amministrative. Beh, già questa Filippo, insomma, se dobbiamo fare un indovina chi, insomma, è un'informazione piuttosto importante. Filippo, prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è densa di appuntamenti a Venezia, abbiamo visto i dati dell'emergenza Covid oggi hanno portato l'ennesimo balzo in avanti, l'ennesimo record di oltre 20.000 casi in Veneto. C'è già qualcuno che ne parla a Venezia, magari l'assessore Lanzarin, Luca Zaia, c'è qualcuno che ha spiegato un po' che cosa sta succedendo, o contate comunque di sentire più tardi i vertici della regione? Contiamo di sentirli più tardi. Io non so ancora se il Presidente Zaia e l'assessore Lanzarin siano arrivati, a dire la verità. Probabilmente qua c'è un ingresso, però ce n'è un altro poco distante da qui, per cui non è che abbiamo proprio tutta la situazione sotto controllo. È chiaro che la situazione rimane molto difficile ed è una delle primissime preoccupazioni anche del Consiglio regionale. Prima parlavamo con alcuni consiglieri della commissione d'inchiesta sul Covid, di come
stanno procedendo i lavori, ma gli occhi in realtà sono già puntati un po' da parte di tutti di quella che è la situazione attuale, che è una situazione con numeri importanti purtroppo. Filippo, allora noi ti lasciamo andare. Se ci sono altre novità, noi siamo in onda fino all'1:30, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio, ma restiamo a Venezia perché se abbiamo visto il trasporto pubblico su gomma fino a poco fa, vediamo il trasporto pubblico acquatico per quanto concerne il capoluogo regionale, vediamo come sta andando. Scatta il Green Pass rafforzato nei mezzi pubblici. Dopo giornate di roventi, polemiche, minacce ad amministratori comunali e denunce alla Digos, è arrivata da Roma la deroga. Da oggi e soltanto fino al 10 febbraio a Venezia la deroga sui vaporetti. L'eccezione soltanto per 2 ragioni, studenti e salute. Significa che è consentito usare i vaporetti anche a chi è munito di certificazione base, per documentati motivi di salute e di frequenza scolastica, spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso. I comuni e le città applicano la legge. Il decreto legge ha introdotto su indicazione del sindaco e anche del presidente Zaia una deroga, ma è molto semplice la deroga perché è proprio scritta nella circolare, è scritta e parla di deroga agli studenti e alle persone che si devono spostare per motivi sanitari, se uno deve andare all'ospedale, eccetera. Significa altresì che le persone non vaccinate, sebbene con Green Pass da tampone negativo, non potranno prendere mezzi pubblici e quindi lasciare le isole. Deve attenersi alle disposizioni di legge, cioè deve o rimane a casa, purtroppo mi sono molto dispiaciuto, o si vaccina. E noi invitiamo i cittadini a vaccinarsi perché è nel loro interesse per la loro salute e dei loro familiari, oppure si muovono con mezzi privati, taxi, si organizzano qualche mezzo privato. L'amarezza dell'assessore Boraso, che per le sue dichiarazioni si è trovato suo malgrado nel mirino di alcuni Novax, con pesanti minacce e insulti recapitatigli via mail. Cognomi, ognuno si prende le sue responsabilità. Informati Digos e sindaco è già passato alle vie legali, spiega. Però sinceramente di essere minacciato e essere insultato da nazista di merda anche non ci sto, sinceramente, perché qui non stiamo giocando, siamo in un momento di grande difficoltà, di grande contagio di questa variante Omicron, raccolgo 1.000 euro da questi signori, li devolvo in beneficenza. Allora, andiamo a Padova adesso, dove c'è Francesco Ratai che con Cristian Roque Allende ci aspetta per un secondo aggiornamento sulle novità padovane. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora Francesco, abbiamo sentito prima dalla voce di Guido Barbato le novità relative un po' a quello che ha detto il ministro Gelmini e all'arrivo della peste suina, poi fra poco vedremo anche questi servizi. Ci sono novità però, ci pare di capire, anche sul versante sanitario? Assolutamente sì Ferdinando, dici bene, si è appena conclusa la conferenza stampa dell'ULSS 6 Euganea che settimanalmente dà i dati del contagio, dei vaccini e dei tamponi. Sono emersi dei dati abbastanza preoccupanti. Il direttore sanitario Mariotto ha definito vertiginoso la salita di questi dati. Al momento abbiamo quasi 18.000 nuovi casi nell'ultima settimana, con più o meno 2.700 casi giornalieri. L'incidenza, la famosa incidenza sui 100.000 abitanti, per fare un esempio, questa settimana è di 1.885 su 100.000 abitanti, un mese fa era di 400 su 100.000 abitanti, quindi i numeri parlano chiaro di quanto l'infezione stia correndo. L'infezione corre molto forte nella fascia 20-29, 40-49 e 50-59, che sono le fasce che risultano anche meno vaccinate, ci hanno detto. Infatti la fascia più sguarnita per quanto riguarda i vaccini è quella 40-49. Vengono inoculati circa 12.000 vaccini al giorno. Ci hanno ricordato che
c'è la prenotazione chiaramente, ma ci sono anche dei posti liberi. La prima dose è ad accesso libero, quindi chi non ha vaccinazioni può presentarsi negli hub vaccinali. Ci sarà probabilmente da aspettare un po', però è normale, siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia che abbiamo conosciuto. Con almeno una dose in provincia di Padova sono 84,2% dei padovani. Un altro dato che ci è stato dato è che da inizio pandemia sono 152.000 i positivi da inizio pandemia. Di questi 152.000 positivi ci sono 1.550 persone, perché ricordiamo, noi adesso stiamo dando dei numeri, ma alla fine sono delle persone con i loro sentimenti, con le loro problematiche e con le problematiche che porta la malattia. Dicevamo 1.550 persone, ovvero l'1% si è ripositivizzato. Questo è un dato che fino ad ora non avevamo contestualmente. È stato notato che chiaramente le forme nei vaccinati sono molto più lievi. I dati nelle terapie intensive anche parlano di numeri decisamente a svantaggio di chi non si è vaccinato, sia nelle terapie intensive che nelle subintensive che nei reparti Covid. Guido, ti interrompo, abbiamo un dato sui rapporti fra vaccinati e non vaccinati in terapia intensiva a Padova? Certo. Ce lo puoi dare? Questi sono i dati, scusa se ti correggo, ma sono i dati dell'ULSS 6 Euganea. Certo, Padova, sì, hai ragione. Perché Padova ha questa specificità di avere l'azienda ospedaliera. Assolutamente. E quindi, giusto per correttezza, giusto. Se l'andamento è quello tendenzialmente. In terapia intensiva sono 22 i pazienti adesso dell'ULSS 6 Euganea, 18 sono Novax e 4 sono vaccinati. L'82% delle terapie intensive quindi possiamo dire che è occupato da persone non vaccinate. Questo è il dato che ci è stato dato. E tutto sommato anche gli altri reparti hanno un andamento molto simile. In subintensiva ce n'è 18, sono all'ospedale di Cittadella, 16 sono non vaccinati e 2 sono vaccinati. Capite bene che il trend è più o meno questo. Dato davvero molto importante che va a confermare quello che era stato detto fin qui, che però insomma arriva oggi, pochi minuti fa, da una fonte decisamente attendibile, perché quella dell'ULSS 6 Euganea, quindi è importante, è davvero importante quello che hai detto, Francesco. Quindi poi naturalmente vedremo eventuali reazioni, sentiremo nel corso della giornata. Detto questo, Francesco, ci sono altre novità da Padova? Sì, volevo concludere con questa conferenza stampa che si è tenuta adesso, i dati sulle case di riposo, perché sono 3 le case di riposo del territorio che riscontrano dei focolai. Ripetiamo, sono anche dovuti agli screening frequenti che vengono fatte nell'RSA, nelle case di riposo. Sono 3 quelle che vedono, gli ospiti sono 83, gli ospiti delle case di riposo padovane positivi, e 93 gli operatori che lavorano nelle case di riposo. Quelle che hanno più contagi sono il Santa Tecla ad Este, a Galzignano Terme e il Don Orione di Trebaseleghe, che hanno più o meno una trentina, 30, 20 e 21 pazienti ospiti positivi. Francesco, questo da Padova è quanto. Francesco, una domanda sulle case di riposo, non so se hai il dato sotto mano, però nella prima fase dell'emergenza Covid abbiamo visto che quando il virus si è infiltrato all'interno delle residenze per anziani, la mortalità è stata altissima. Abbiamo assistito a situazioni davvero drammatiche. Tutti si ricordano la casa di riposo di Merlara, una su tutte, visto che siamo in provincia di Padova. La mortalità in questa fase pare essere comunque ridotta rispetto per quanto riguarda questa fascia della popolazione, queste fasce così fragili in questa ondata, in questa seconda parte, perché siamo in una parte completamente diversa. È un dato che avete a disposizione o no al momento?
questo dato al momento non lo abbiamo a disposizione, ma abbiamo a disposizione il fatto che ci è stato confermato dai vertici dell'ULSS 6 Euganea che i pazienti e gli ospiti e gli operatori, tutti vaccinati, ricordiamolo, perché in quella fascia d'età, la fascia d'età degli ospiti, il vaccino raggiunge vette quasi del 100%, gli operatori sono obbligati, c'è l'obbligo vaccinale, hanno pochissimi sintomi, quindi la mortalità è veramente, veramente bassa, è un dato, possiamo dire, positivo rispetto appunto a quella che è stata le precedenti ondate in cui le case di riposo hanno pagato un dazio veramente, veramente molto alto a questa malattia. È stato detto appunto 83 positivi, tutti o asintomatici o paucisintomatici, questa è stata la conferma, quindi fondamentalmente fuori pericolo di vita. Francesco, molto bene, dati interessantissimi, un quadro molto molto dettagliato di quello che sta succedendo. Scusate se ho dovuto leggerli, ma sono freschi, non abbiamo fatto tempo a elaborarli. Francesco, si sente che sono dati appena forniti, quindi ovviamente non c'è stato tempo né di montare un servizio né di ragionarci sopra, sono dati che arrivano direttamente dall'ULSS 6 ed è stato importante fornirli quasi in diretta ai nostri telespettatori. Francesco, intanto grazie di questo collegamento. Buon lavoro, grazie, siamo in onda fino alle 13:30, ovviamente questo vale per il collega Francesco Rattai e per Cristiano Caiende. Se ci saranno novità ci contatteranno per darci le ultime notizie da Padova. Rimaniamo a Padova e vediamo come sono andati i controlli sui mezzi pubblici per quanto riguarda questo ritorno a scuola dei ragazzi. Ragazzi, mi rimpasso per favore. Partite da oggi le nuove restrizioni per il trasporto pubblico urbano, controlli alle fermate di autobus e tram anche a Padova. Il primo giorno è andato bene, ci confermano gli addetti alla verifica del Super Green Pass. Sta andando molto bene. Le persone sono molto educate e preparate. Necessaria per salire sugli autobus e sui tram la mascherina FFP2. Non basta più solo quella chirurgica. Gli utenti si sono dimostrati informati, sono pochi quelli che non avevano con sé il dispositivo di protezione idoneo per salire sui mezzi pubblici. Quei pochi sono stati allontanati. Alcuni no, alcuni non si rendono conto, però sono molto gentili e se li cambiano, altrimenti vanno via. La scelta di controllare prima che gli utenti siano saliti, ci spiega l'assessore Andrea Ragona, è stata fatta per evitare di dover sanzionare chi non fosse in regola sul mezzo. Vengono fatti prima di entrare, in questo modo cerchiamo anche c'è il modo di spiegare alle persone, evitiamo così anche di andare a punire le persone, perché se venissero trovate a bordo non con il Green Pass in regola, ad esempio, dovrebbero essere sanzionate. Invece in questo modo si può evitare la sanzione spiegando semplicemente che le persone non possono entrare e quindi devono trovare delle alternative. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e come sempre siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo anche oggi in onda in diretta fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato finora del ritorno in classe degli studenti, delle situazioni legate al Covid, di dati decisamente drammatici per quanto riguarda la diffusione del contagio, ricordiamo più di 21.000 nuove positività nelle ultime ore che fanno superare la quota delle 200.000 persone attualmente positive in Veneto. Il rovescio della medaglia di tutto questo è una pressione tremenda su quella che è la gestione sanitaria dei tamponi, soprattutto da parte delle aziende sanitarie del Veneto. Ci arrivano continuamente segnalazioni di problemi di servizi, alcuni gravi, altri insomma che possono essere legati a situazioni contingenti. Ce ne arrivano alcune che però meritano decisamente di essere raccontate, come questa che ha raccolto Alex Giuliano.
abbiamo dovuto addirittura dividerla in 2 puntate, se possiamo così chiamarle, data la dimensione del disagio causato a questa persona, a questo ex positivo, perché nel frattempo si è negativizzato, fra chilometri percorsi, attese lunghissime e altri problemi. Sentite. Chiamarla l'odissea dei tamponi, come fanno in molti quando si tratta di parlare della disorganizzazione dell'ULSS 7 all'ospedale San Bassiano, è forse riduttivo. Ore di attesa al freddo, mischiando pazienti positivi e gente sana, personale costretto a lavorare in condizioni precarie. Vicende note per cui il nosocomio di Bassano sta diventando tristemente celebre in tutto il Veneto. In mezzo ai tanti Ulisse costretti a vivere questa odissea, la vicenda del signor Daniele è emblematica ed è lui stesso a raccontarcela. Io sono andato all'ULSS 7 di Bassano il 2 gennaio alla sera per avere il tampone molecolare di conferma. E già l'accesso alla struttura è abbastanza complicato, perché una volta arrivati lì non si capisce cosa si deve fare per avere accesso alla struttura, nel senso che non c'è nessuna cartellonistica che spiega e nessun personale dell'ospedale che dà informazioni. Accettazione che, nonostante la prenotazione tramite portale, viene rifatta a mano sul posto. Un passaggio in più che rallenta la fila e fa già intuire quanto la disorganizzazione coinvolga tutti gli aspetti. Una volta fatta accettazione ti metti in fila e lì comincia un po' il calvario. Non ce la faccio a stare fuori al freddo altre 2 ore o 3 fino alla chiusura del centro tamponi. E infatti ci sono state persone che sono rimaste lì 4 ore. Per cui diciamo che c'era una disorganizzazione totale, anche perché poi il sistema a 3 corsie su uno spazio ridotto ha creato un assembramento inutile, assolutamente pericoloso. In un contesto già complicato e, come raccontato da tantissimi cittadini, mal gestito, sono proprio le persone in fila a non spiegarsi certe scelte organizzative. Il nome del paziente che doveva sottoporsi al tampone non veniva messo su un tabellone luminoso o qualcosa, ma veniva chiamato a voce da un'infermiera che o ti chiamava per il numero o per il nome di battesimo o per il cognome, oppure diciamo mischiando i 3 elementi a piacimento. Ma se uno fosse stato distante non avrebbe mai sentito il suo nome, quindi gioco a forza dovevi essere vicino a dove c'era sta infermiera, e quindi questo ha creato anche una situazione pericolosa, perché lì c'era gente positiva, con raffreddore, gente che starnutiva, che tossiva, gente con la febbre. Ma se tutto questo non bastasse, quello che è successo al signor Daniele nei giorni seguenti è ancora più sconcertante, ma ne parliamo domani. Quindi vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali per vedere qual è la seconda parte, scoprire qual è la seconda parte di questa vera odissea. Vi anticipiamo solo che è una parte in cui il nostro telespettatore è stato sballottato a destra e a sinistra fra centri tamponi, con informazioni che poi si sono rivelate non del tutto esatte, quindi insomma, in una situazione già complicata, una serie di altre situazioni che non servivano davvero. Chiudiamo la pagina dedicata al Covid, restiamo in ambito però sanitario e restiamo soprattutto nella Pedemontana, dove una scelta della direzione dell'ULSS 7, ovvero quella di cancellare senologia dal San Bassiano, sta creando una levata di scudi proprio a livello territoriale, tanto che il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, ha deciso di fare un'interrogazione alla giunta regionale per sapere che cosa sta succedendo. La soppressione della chirurgia senologica al San Bassiano finisce sulla scrivania del governo veneto. La Pedemontana ha risposto forte e chiaro alla decisione del DG Carlo Bramezza e ora la vicenda approda a Venezia su entrambe le sponde del Canal Grande. Il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ha infatti formalizzato un'interrogazione alla Giunta Veneta perché l'Assemblea sia informata su quanto si sta facendo per porre rimedio alla riorganizzazione decisa dall'ULSS 7. Finco ha inoltre presentato una mozione che impegna il governo regionale a intervenire per ripristinare l'unità di senologia.
Due prese di posizione molto importanti in questa fase della riorganizzazione decisa dall'azienda sanitaria, che si pone in contrasto con quanto previsto dalle schede regionali. Si è deciso insomma di cancellare questa unità semplice dipartimentale di senologia prevista dalle schede ospedaliere, quindi votata dal Consiglio regionale, che la direzione ha deciso di sopprimere. La voce del territorio arriva così direttamente nei palazzi della politica regionale. Come territorio noi assolutamente non ci stiamo, siamo dalla parte delle tante donne che ben si sono trovate all'interno della struttura bassanese. Chiediamo anche attraverso la mozione che venga ripristinata l'unità semplice dipartimentale, perché è un dovere nei confronti dei nostri concittadini e di tante le persone insomma, che ogni anno vanno presso il San Bassiano per avere delle cure di qualità. Le critiche alla cancellazione decisa dall'ULSS Pedemontana partono dal fatto che la maggior parte degli oltre 250 interventi eseguiti nel 2021 riguardano pazienti residenti nell'area di Bassano. Pazienti che, con la centralizzazione delle attività chirurgiche a Sant'Orso, dovrebbero percorrere molti chilometri in più per raggiungere l'ospedale. Questa situazione potrebbe portare, e Fincolo sottolinea, alla migrazione delle pazienti in altre strutture e a una perdita di servizi di cura a livello territoriale. Resta infine il fattore politico e organizzativo e i rapporti fra la direzione dell'ULSS 7 e il territorio. La programmazione sanitaria la fa la Regione e sinceramente la direzione non si è mai confrontata né con la 5ª commissione che si occupa di sanità, e io faccio parte proprio di quella commissione, e mai nessuno mi ha parlato di questa scelta da parte della direzione generale. Quindi, visto insomma anche che in queste ore molte sono le persone, gli amministratori che mi stanno scrivendo, penso che questa sia una battaglia che il territorio deve portare avanti, e sono sicuro insomma che se il territorio sarà unito otterremo il risultato. Cambiamo decisamente argomento, passiamo all'ormai celebre PNRR. Ieri c'era il ministro Gelmini a Padova per presentare questo piano nazionale. Sentiamo che cosa ha detto. Il governo ha scelto Padova per presentare al Veneto il PNRR, il Piano Nazionale per la Resistenza e la Resilienza. Un portafoglio di ben 877 milioni di euro di fondi europei per infrastrutture e mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani sostenibili, sostegno alla portualità e alla logistica. Di questo grande stanziamento Padova riceverà una bella fetta per avere presentato per tempo le sue richieste di finanziamenti al governo per 2 nuove linee di tram, la nuova stazione ferroviaria e la rigenerazione dell'Arcella. Queste risorse ci sono risorse che sono destinate appunto alla mobilità sostenibile di questa città, sono destinate a cambiare il volto di Padova, rafforzando appunto l'aspetto ambientale, la tutela ambientale, ma anche la mobilità, e questo nella direzione di un utilizzo sempre più diffuso del mezzo pubblico rispetto all'auto privata, quindi con una grande attenzione anche all'inquinamento. In chiave veneta, oltre che nelle infrastrutture, il governo metterà sul piatto 595 milioni per la salute. La ministra Gelmini, insieme ad altri colleghi di governo, ha promesso inoltre di rimediare all'errore sull'assegnazione dei fondi ai comuni veneti rispetto a quelli del sud. Ne ho parlato anche con il ministro dell'economia, con il ministro D'Incà. Da parte del governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema. Stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro-nord, per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione. Rimaniamo a Padova, ma andiamo live, come si suol dire. C'è Guido Barbato che ci aspetta dal Prato della Valle, alle sue spalle una delle più belle chiese di Padova. Insomma, vediamo nuovi scorci padovani per chi magari non frequenta tutti i giorni la città del Santo. Buongiorno Guido, quali gli aggiornamenti? Buongiorno Ferdinando, allora, partiamo dagli aggiornamenti e poi vi dirò perché la Basilica di Santa Giustina è forse più importante della Basilica di Sant'Antonio. Non odiatemi per questo, ma vi spiegherò perché. Allora, abbiamo appena avuto la notizia che il Comune di Padova ha deciso, dopo la particolare illuminazione che è stata data alla facciata della Basilica di Santa Giustina durante il periodo natalizio, una illuminazione sì creativa, artistica, ma che ha fatto rilevare quello che era il progetto originale della facciata di Santa Giustina, mai realizzato. Ha deciso sulla base di questo di
finanziare con 55.000 euro una nuova illuminazione per la Basilica di Santa Giustina. Quanto tempo ci vorrà ancora è imprecisato, però questo è un po' un dono alla città per valorizzare questo importante luogo sacro, che quindi verrà illuminato molto bene non solo sulla facciata ma anche sul lato laterale, quello che è molto bello, molto monumentale, perché è ornato da cupole che dà su via Cavazzana. Perché la Basilica di Santa Giustina, ho azzardato con questa affermazione sperando di non farmi qualche nemico, è forse più importante della Basilica di Sant'Antonio? Perché è il vero luogo più antico della cristianità di Padova. I primi ritrovamenti risalgono al III secolo, non al XIII secolo, al III secolo. Qui si trovano le spoglie della prima martire padovana, appunto Santa Giustina, le spoglie del primo vescovo di Padova, Prosdocimo, personaggi che quindi risalgono davvero a 1700-1600 anni fa. Si dice anche che le spoglie di San Luca, sono dell'Evangelista Luca, siano ospitate in questa basilica insieme a quella dell'Apostolo Mattia. Quindi attenzione a dare a volte dell'importanza. Guido, scusami, dobbiamo interromperti perché abbiamo Zaia in quasi straordinaria. Diamo voce al Presidente della Regione, poi torniamo da te, stai lì con noi. Minima parte anche a non dichiararsi più magari contatti di positivi. Spero vivamente che a livello nazionale la quarantena, se si fa, venga ripristinata al pari di una malattia. Perché oggi questo è il più grosso problema che c'è adesso sul campo. Presidente, oggi il Consiglio regionale designerà i 3 grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Di che tipo di Presidente della Repubblica ha bisogno l'Italia in questo momento? Non possiamo fare nomi, però quali sono le sue indicazioni, i suoi auspici? Ma che rappresenti fino in fondo i cittadini e che rappresenti le istanze che sono chiare in Costituzione, che sono quelle dell'autonomia. I padri costituenti hanno dato vita a una Costituzione autenticamente federalista, quindi spero che sia il nuovo Presidente che traghetterà questo Paese verso il federalismo e abbandoni il centralismo. Anche oggi il dato dei contagi è molto alto. Cosa prevedete per quello che riguarda il picco? Si è detto che sarebbe arrivato attorno al 10 di gennaio, ma forse è una previsione troppo ottimistica. Guardi, le giornate di oggi valgono 5 giornate della peggiore ondata del dicembre 2020. Abbiamo metà ospedalizzazione e la stragrande maggioranza dei positivi sintomatici si cura a casa e quindi non servono guaritori speciali, ma con i medici riescono a curarli a casa. Dall'altro c'è da dire che c'è nella logica dei grandi numeri una quota di una cinquantina di persone quotidianamente viene ricoverata. Siamo preoccupati perché siamo a 1900 persone ospedalizzate, delle quali 215 in terapia intensiva e che sono per il 75-80% non vaccinate. E la sfida è una sfida quotidiana, abbiamo una previsione in un modello che ci dà il picco dei contagi al 23 di gennaio e il picco delle ospedalizzazioni verso il 12 di febbraio. Speriamo non sia così. Il giorno dopo del presunto picco lei sarà presente alla prima seduta del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Berlusconi è il candidato che voterà anche la Lega? Ma guardi, adesso vedremo di capire quale sarà il candidato del centrodestra. Noi ancora non abbiamo fatto nessuna riunione. Di certo io mi allineerò a quello che sarà l'espressione della coalizione di centrodestra. Fermo restando che, essendo ormai un veterano di queste votazioni, ne ho già fatte 2, so per certo che tutto si decide nell'ultimo miglio, e che vuol dire negli ultimi anche istanti. Vedremo di capire cosa accadrà. Immagino che il 24 la prima votazione sarà una votazione, diciamo, che non ci porterà a un'elezione. Visto e considerato che il Covid imporrà una votazione al giorno, probabilmente darà vita a un 24 ore di riflessioni tra le segretarie del partito, visto e considerato che il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento. Con la visita del Ministro Gelmini si è tornato a parlare anche del processo di autonomia del Veneto. Sì, ma confermo quello che dice il Ministro, c'è un lavoro che abbiamo fatto, si sta portando avanti sul fronte dell'autonomia, l'idea è quella, come vi avevo già anticipato, di portare una legge quadro. Ovviamente il Veneto darà il suo ok a questa legge quadro se saranno recepite tutte le istanze che noi abbiamo presentato come emendamenti alla legge quadro, in particolare una di queste istanze che è quella sulla norma finanziaria. Non c'è il rischio che, visto che c'è il Covid, l'elezione del Presidente deve avvenire in presenza, che magari possano esserci delle defiance, visto che non si può votare a distanza?
Questo è un rischio concreto, un rischio peraltro che ci pone anche dei quesiti non poco rilevanti dal punto di vista costituzionale, cioè il fatto che gran parte, parte dei grandi elettori sia in quarantena, non possa votare, legittima l'elezione. Grande quesito, di certo oggi noi dobbiamo prendere atto che la convocazione c'è, quindi il 24 si va a votare per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Io ritornerei, Presidente, sulla quarantena. Sì. Siamo da Guido Barbato, col quale ci scusiamo, ma ubi maior, come si suol dire, minor cessat. Allora, avevamo Zaia, Guido, scusaci, ma erano informazioni importanti da mandare in onda. Chiudiamo questo collegamento, finisci di raccontarci quello che ci stavi dicendo su Santa Giustina di Padova. Sì, tornando un attimo nella storia del passato, quindi qui a Santa Giustina si dice sono state portate non molti anni fa, nel 98 o il 99, le spoglie dell'Evangelista Luca, che ci siano quelle dell'Apostolo Mattia, quindi è un luogo della cristianità davvero storico per Padova e per i padovani. La chiesa poi risale, come detto, le prime basi al III secolo, venne poi eretta nei secoli successivi, crollò per un terremoto nel 1100 e la sua attuale forma risale al 1500-1600, ci volle un secolo per costruirla dopo un progetto appunto che andò a recuperare ciò che era stato distrutto e da quasi sempre è presidio dei monaci benedettini sublacensi. C'è anche un detto legato a questa ricostruzione di Santa Giustina, l'ho scoperto da poco, ammetto, tessilongo come a fabbrica di Santa Giustina, proprio a dire ci vuole, quando sei lento, ci vuole un secolo per ricostruire la basilica crollata appunto nel terremoto del 1117. Ecco, questo è quanto, speriamo che il progetto di illuminazione la valorizzi come tutti noi padovani ci aspettiamo, insomma, ecco. Guido, decisamente anche un invito alle persone che magari hanno voglia di approfondire e scoprire un po' di più la storia delle nostre bellissime città, di questo nostro bellissimo Veneto. C'è solo da capire, conviene muoversi subito, conviene aspettare qualche giorno, conviene aspettare che finisca tutto questo. Ognuno poi fa le sue scelte, tanto se è rimasta lì, in questi 1600 anni rimarrà lì la Basilica di Santa Giustina anche per qualche mese in più, in attesa di chi vorrà vederla più avanti. Guido, grazie per questo interessante collegamento. Chiudiamo con Padova, naturalmente abbiamo ancora 10 minuti, se ci saranno notizie di cronaca importanti i nostri colleghi ci richiameranno per darcela al volo. Restiamo a Padova, vediamo la querelle che c'è stata fra Mario Conte, sindaco di Treviso ma in qualità di presidente dell'ANCI, e il ministro Gelmini durante la presentazione del PNRR. Ho chiesto al Ministro però che la soluzione deve essere trovata prima della nomina del Presidente della Repubblica, perché non vorremmo che poi cominciasse una fase di confusione, di instabilità governativa e quindi il famoso andrà tutto in canarina, francamente sarebbe una delusione difficile da accettare. Quindi le nostre fasce sono sempre pronte per fare un viaggio a Roma. Trovare una soluzione in tempi brevi per i fondi destinati alla rigenerazione urbana prima che politica e istituzioni si facciano prendere dalla frenesia del Quirinale. Questo l'appello del sindaco Mario Conte, presidente dell'ANCI regionale, al ministro Maria Stella Gelmini a Padova per lanciare le azioni del PNRR. Conte ha chiesto lo scorrimento della famigerata graduatoria che per il 93% ha visto premiati i comuni del sud e quantificato l'importo necessario per i municipi veneti. La graduatoria è pronta, c'è una parte finanziata, una parte esclusa. Per finanziare la parte esclusa, che è stata ammessa da un punto di vista tecnico, servono 900 milioni. Chiediamo soltanto però che le popolazioni, le comunità venete abbiano lo stesso trattamento di quelle del sud, che ci venga riconosciuto il nostro impegno e le nostre esigenze. Precise rassicurazioni sono arrivate da Gelmini, che però ha sottolineato come i criteri fossero stati condivisi con l'ANCI nazionale, ma al di là delle sottolineature c'è l'impegno. Ne ho parlato anche con il Ministro dell'Economia, con il Ministro D'Incà. Da parte del Governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema, e è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. Gli strumenti finanziari dai quali attingere, assicura il Ministro, ci sono.
Stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro-nord, per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione. In chiusura passiamo alla cronaca. C'è stato un incidente gravissimo questa mattina a Poiana Maggiore, siamo in via Ponte Cazzola. Un'autovettura è finita rovesciata su un fianco, è morta una donna che era nel veicolo. I pompieri sono arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l'auto e tagliato la cappotta per estrarre la conducente. La donna, si tratta di un 82enne del posto, di cui non sono ancora state rese note le generalità. È stata a lungo rianimata dal personale sanitario del SUEM. Purtroppo il medico ha dovuto constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, vediamo tutto nel TG Vicenza di questa sera. Ancora cronaca e vi ricorderete la sparatoria di Sant'Angelo di Piove, ci sono novità. Manuele Ferrato si sarebbe ferito da solo con una pistola che teneva alla cintura. I carabinieri stanno valutando seriamente questa ipotesi, insieme ad altre, sulla dinamica del fatto di sangue accaduto sabato pomeriggio a Celeseo. L'amico Enrico Cacco avrebbe coperto la presenza in casa di Ferrato di alcolici e di una polvere sospetta. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 pistole nascoste nel giardino di un'abitazione vicina al luogo della sparatoria, all'insaputa del proprietario. Armi sequestrate insieme al bossolo del proiettile che ha colpito Ferrato, ritrovato davanti alla casa del ferito. Manuele Ferrato, 48enne di Vigonovo, ed Enrico Cacco, 33enne di Piove di Sacco, entrambi pregiudicati, sono stati comunque denunciati in stato di libertà per detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Sulla dinamica del fatto i carabinieri non escludono altre ipotesi. Le indagini continuano per stabilire con certezza cos'è successo e le eventuali responsabilità di terzi. Restiamo nella pagina della cronaca, torniamo nel Bassanese, dove un fisioterapista che aveva scelto di non vaccinarsi ed era stato quindi sospeso dal proprio ordine professionale, è stato pescato dalla Guardia di Finanza mentre lavorava ancora, aveva un paziente, un cliente nel suo ambulatorio. Era stato sospeso perché non si era vaccinato, come previsto invece in questa delicata fase della pandemia. Eppure aveva continuato a esercitare la professione come se niente fosse, fino a quando è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Bassano. Nei guai è finito un fisioterapista al quale è stato sequestrato l'ambulatorio nel quale riceveva i pazienti. L'operazione delle Fiamme Gialle è scattata nell'ambito di più ampi controlli rispetto a chi esercita professioni sanitarie e a operatori di interesse sanitario che sono stati sospesi dai rispettivi ordini professionali in quanto non vaccinati. Le attività di osservazione, controllo, pedinamento e l'acquisizione anche di altre sommarie informazioni nei confronti dei clienti che si recavano presso il centro di fisioterapia hanno permesso di rilevare che il professionista esercitava in modo abusivo la propria professione in quanto era sospeso per non essersi sottoposto all'obbligo vaccinale. L'attività investigativa è stata condotta tramite osservazioni, controlli e pedinamenti, ma anche con le informazioni fornite dai clienti che hanno permesso di cogliere in flagranza il fisioterapista mentre praticava un trattamento di riabilitazione respiratoria a un paziente. A fine di reiterare la condotta accertata, ha permesso di sottoporre a sequestro preventivo la porzione di immobile dove lui esercitava l'attività di professionista, nonché il lettino che utilizzava. Le Fiamme Gialle ricordano l'importanza di segnalare casi simili. Si invita i cittadini, la popolazione a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie da parte di professionisti ma di qualsiasi soggetto che possa esercitare delle attività illecite. Non ci sono altre notizie, stavamo controllando l'ANSA se sono in arrivo notizie importanti di cronaca, quindi chiudiamo con delle immagini decisamente suggestive, ovvero a un mese dall'inaugurazione con il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, le sculture del presepio di sabbia di Jesolo hanno portato nella località 70.000 visitatori e contano di raggiungere quota 100.000 entro la chiusura che ricordiamo
è fissata per il 6 febbraio. Merchandising e offerte segnano una tendenza a raddoppio rispetto all'edizione 2019 e un'ottima notizia, una gran buona notizia, dato il carattere assolutamente benefico di questa iniziativa. Chiudiamo quindi con queste belle immagini, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi diamo appuntamento ai telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per vedere tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.